ULSS 4 Veneto Orientale e Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale hanno presentato questa mattina il cortometraggio intitolato Il giorno dopo e realizzato nell'ambito del progetto Guida Sicura, volto a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Questo video l'abbiamo realizzato in accordo con la Conferenza dei Sindaci, con risorse del Dipartimento di Prevenzione e dello SPISAL in particolar modo, per operare nell'area appunto della prevenzione degli incidenti e non arrivare dopo, quando l'incidente si è già verificato. Questo progetto, che è il primo di una serie di iniziative che vogliamo realizzare in questo territorio con i sindaci proprio sul fronte della prevenzione. Alla presentazione hanno partecipato il prefetto di Venezia, personale del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale di Venezia, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle polizie locali, oltre all'ULSS 4 i sindaci del Veneto Orientale, consiglieri della Regione Veneto, i rappresentanti del mondo scolastico, delle autoscuole, dei locali da ballo e delle associazioni delle vittime della strada. Io ho visto questo video con molta attenzione e ho visto il grande coraggio delle famiglie che si sono riunite e che hanno portato questa testimonianza. Questa testimonianza è una cura nei confronti degli altri. Ecco, da questa attenzione, da questa capacità di generosità dobbiamo anche prendere un esempio e quando usciamo di casa avere dei comportamenti che siano coerenti con il coraggio di queste persone. Alla prima visione del cortometraggio erano presenti anche i familiari di alcuni giovani rimasti gravemente coinvolti in incidenti stradali, che hanno voluto portare il loro messaggio a chi si mette alla guida. Il mio pensiero è stato cercare di trovare qualcosa di buono in questa enorme sofferenza e in questa tragedia. E se la nostra esperienza può essere comunque un esempio per gli altri, nel bene e nel male, noi lo facciamo molto volentieri. Rispetto a una famiglia che perde un figlio, onestamente oggi mi sono sentita molto fortunata. Non sempre mi ricordo questa cosa qua, ecco.